L'allarme scatta alle 13:30. Poco dopo una colonna enorme, impressionante di fumo nero sale al cielo, visibile da parecchi chilometri di distanza. Sotto brucia la ditta Ceccato Recycling di Castelfranco, 4.000 metri quadri stipati di rifiuti da riciclaggio. Oggi l'azienda era chiusa. Tra i primi a correre sul posto il sindaco Stefano Marcon. Io abito qui vicino e quindi quasi in tempo reale sono venuto, c'era già il titolare che aveva chiamato i vigili del fuoco, erano già arrivati, ma è divampato velocissimamente l'incendio, quindi questo è purtroppo quel che rimane. L'azienda è completamente distrutta. Sì, completamente distrutta. Sono riusciti a salvare un paio di camion, 3 mi hanno detto che erano dentro lì pronti per uscire, ma gli altri, anche tutti i mezzi, tutto quello che c'era è andato distrutto. Ci sono volute parecchie ore di lavoro e una decina di squadre di vigili del fuoco che hanno lavorato senza sosta con i volontari della protezione civile per circoscrivere le fiamme ai soli locali dell'azienda, della quale è rimasto solo un cumulo di macerie fumanti. Poco distante decine di persone seguono attonite le operazioni di spegnimento in un silenzio irreale rotto solamente dal rumore degli scoppi all'interno dell'azienda. La situazione è apparsa subito gravissima, sono stati immediatamente sospesi sia il traffico ferroviario che l'erogazione dell'energia elettrica. Poco distante dalla Ceccato si trova un traliccio ad alta tensione a 130.000 volt. La fase cruciale l'abbiamo superata, nel senso che è sotto controllo l'incendio. Adesso stiamo con protezione civile, polizia urbana eccetera, chiudendo in una cintura di sicurezza tutta la zona, tutta l'area, in maniera tale che la gente e i curiosi non si avvicini. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Bisogna determinare le cause che hanno portato ad un rogo di dimensioni straordinarie, ma soprattutto sono entrati in azione i tecnici dell'ARPAV per effettuare i rilevamenti dell'aria. Nel frattempo il sindaco consiglia di tenere chiuse le finestre e non uscire finché c'è la nube, evitare di raccogliere verdura e frutta da orti e giardini, non fare giocare i bambini all'esterno, tenere dentro casa gli animali domestici e se si deve uscire bagnare un fazzoletto e tenerlo davanti al naso e alla bocca.